Benvenuti e benvenutis. In questo video vi daremo un problema con soluzione di ottica. Un raio di luce si propaga dentro di un diamante, con indice di rifrazione del diamante compagno a 2,419 e all'incide sulla sua superficie. Chiate l'angolo minimo di incidenza che produce una riflessione totale. La situazione descritta in tal nostri problemi può essere rappresentata in queste maniere. Che io vin la parte interna del diamante e che io vin l'aer, la zona esterna del diamante. Questa è la superficie di separazione tra il diamante e l'aer. Questo è il raio di luce incidente sulla superficie del diamante. Questo è il raio di luce rifratto di superficie di separazione tra il diamante e l'aer. Alfa 1 sarà l'angolo di incidenza e alfa 2 sarà l'angolo di rifrazione. Osserviamo che si ha una riflessione totale quando l'angolo di rifrazione è compagno di 90 gradi. La legge sperimentale di Snell nos dice che M1 moltiplicato per segno di alfa 1 è compagno a N2 moltiplicato per segno di alfa 2. Lì che N1 è l'indice di rifrazione delle prime sostanze, che per noi è il diamante, e N2 è l'indice o coefficiente di rifrazione delle seconde sostanze, che per noi è l'aer. Dunque N1 per segno di alfa 1 è compagno a N2 per segno di alfa 2. Ma di che altre bande noi sappiamo che l'angolo di rifrazione vale 90 gradi e dunque alfa 2 è compagno di 90 gradi. Questo vuol dire che il segno di alfa 2 è compagno di 1. La nostra relazione diventa N1 per segno di alfa 1 è compagno di N2. Dal momento che viene dichiarata alfa 1 possiamo isolare il segno di alfa 1 che sarà compagno a N2 dividuto N1, le che N2 e N1 sono i coefficienti di rifrazione delle nostre sostanze, che vuol dire l'aer e il diamante. I valori dall'indice di rifrazione dal diamante e dall'aer sono tabulati. Che io vi ho detto una tabulazione dai coefficienti di rifrazione di varie sostanze. Per esempio viene l'aer, l'idrogeno, l'ossigeno, le aghe, l'alcol etilico, il diamante, il zaffiro, la glicerina, il uele di cedri e se si va a cirì in rete o su un libro di fisica si chiama in altre sostanze naturalmente. Dunque noi siamo interessati al valore dall'indice di rifrazione dall'aer, che in buona approssimazione può essere considerato 1, e al valore dall'indice di rifrazione dal diamante, che ho conosciuto già dal test dall'esercizio, che vale 2,419. Come possiamo calcolare il valore dal segno di alfa 1, sostituendo i valori dai indici di rifrazione come inchiatato. Dunque il segno di alfa 1 sarà 1 dividuto 2,419, che ha le più o meno il compagno a 0,413. Per determinare il valore dall'angolo di incidenza, che è alfa 1, occorre doppare la funzione inversa della funzione segno. Dunque alfa 1 sarà compagno all'arc segno di 0,413, che è circa compagno a 24,4 gradi. E dunque possiamo dire che questo è il valore dall'angolo di incidenza che non si interessava determinare. Beh, grazie per la vostra attenzione e mandi.